Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per la provincia di Padova. Partiamo con il mattino di Padova, vedete anche la fotonotizia in alto. Il caso, il ponte non era sicuro e noi lo sapevamo, la missione di Mion, quindi il capo della holding Benetton, ma questa è una notizia che troviamo un po' su tutti i giornali, anche questa uguale su tutti i giornali di questo gruppo. Il tram verrà fatto invece dagli spagnoli, scatta l'esposto, qui si parla proprio di Padova. I comitati passaggio nascosto alla città, gli atti alla Corte dei Conti, APS un regolare appalto, garantita la fornitura delle 26 carrozze. Nell'altra notizia a lato, ecco la Peroni vista da dentro, azienda green in espansione e i giovani albergatori della zona termale insieme in associazione. Commesso quest'anno Venta Padovana, commesso a lì, muore a 57 anni per un infarto in pausa pranzo. Queste morti improvvise fanno molto discutere ultimamente. Su Gazzettino invece andiamo a vedere le notizie, via i divieti, tornano le visite in ospedali e in RSA. Una notizia veneta, vedete che anche qui si parla di Mion, Ponte Morandi, sapevo del rischio ma non feci nulla, e alluvioni, l'allarme del Veneto, Palazzo Balbi, regioni inadempienti, noi le opere le abbiamo fatte ma la burocrazia ci rallenta. Arriva il Giro e si decide a nord-est, si parla molto di Giro d'Italia questa settimana sulla nostra regione. Sul Corriere del Veneto, piano per ridurre le liste d'attesa, se ne parla anche qui, sul piatto 30 milioni per pagare di più i medici interni e acquistare prestazioni private. Poi scontro in tribunale per il bacino Salva Veneto, nuovi sistemi di allerta. Altre notizie laterali, e anche qui c'è una bella fotonotizia del Giro, domani la prima dei 3 tappe Veneto, sprint a Caorle e 2 volte le Dolomiti, arriva un Giro da sogno. Noti i rischi del Ponte Morandi, si ripete questa notizia, e Ilaria arrestata in Arabia, uno spinello nell'auto, la notizia della hostess di Resana, ma di questo comunque sentiremo parlare ancora. Diamo un'occhiata anche alle notizie di TG Plus. Andiamo a vedere nella pagina naturalmente quella che ci interessa, che è quella di Padova. Andiamo a dare un'occhiata che cosa si dice. Legalità a scuola con Moreno Morello e i Carabinieri, Festival del Paesaggio, un bellissimo festival questo in centro a Padova, una settimana di eventi, e il Mose non basta più, è un convegno a Padova all'università che ti fa capire del perché sembra sia già vecchio il progetto. Sarà interessante poi andare a vedere anche tutte le altre notizie, che sono molte, nella nostra pagina di TG Plus Notizie, soprattutto quella di Padova in questo caso. A domani.